Sei un pescatore, la mia mamma, sei un pescatore, la mia mamma la me vuol dare. Pescador che pesca il guatto, non le porta mai il bisatto, dille no. Sei un pescatore, dille no. E qua per i pescatori appunto, se tante belle storielline, Trieste sono una città di mare, una città dove i pescatori non manca, però mi piace ricordarmi un po' quei pescatori che vivi in questi posti dove sei i fiumi, perché è bellissimo vedere questi posti, quei pescatori accaniti, qui veramente, me ne conoscevo due, io era 15 anni, immaginate voi, ogni mattina prima di andare a lavorare si metteva uno da una parte del fiume, uno dall'altra parte, ogni mattina alle 6 prima di andare a lavorare te li vedevi là che montava la canna e pescava sempre nel solito posto, sai che fa le cibature, che butta la roba, se non che un giorno uno dei due manca. Tanto rimane che meravigliato, chissà cosa è nato, starà mal, povero, Tanto che neanche noi si conosci dei nomi, Però dopo 15 anni ti capirà ormai, tutte le mattine, Dio Tony, Dio Pepe, come sei? Così, alla buona. Finalmente sto qua, dopo 15 giorni, ritorna. Quell'altro curiosissimo, oddio, monta sulla canna e quell'altro indifferente, io ero là. Allora comincia, io, come sei, malato? No, sposato. Ah, sposato. Auguri, sposato, sì, curioso, bella, bella. No, anzi, piuttosto brutta, guarda. Boh. Ah, ho capito. Soldi, piena di soldi. Oh, fia di un scovazzin, figuri, se non aveva neanche il corredo, niente. Sciolta così. Boh. Ah, ho capito adesso. Giovine, ti ha sciolto la muletta giovine, No, figurite, 42 anni. Oh, porca miseria, io sto qua. Ma come? Cioè, scusa, sa, soldi no, bella neanche, giovine nemmeno, ma allora perché te l'hai sposata? Te sa di quando la caga la fa certi vermi, che hai dato per pescare alla fine del mondo. Vabbè, sì. Vabbè, comunque, queste delle manie dei pescatori accaniti, no? I pescatori accaniti, come degli altri poi, no? Poi degli altri ancora, non so, ad esempio ieri erano per sapere che esiste i club dei pescatori, no? Che poi cosa che conta balle fra pescatori e cacciatori, guardate che non sono nessuno. Tant'è vero, uno l'altro giorno mi ha domandato, ma te sa perché i cani da caccia, i sempre gli orecchi zoo? E mi meravigliato, effettivamente è vero, i cani da caccia, i sempre gli orecchi tutti i zoo. Ma io non so, perché gli orecchi zoo? Per non ascoltare le balle che conta sui paroni, allora dico, allora andiamo. E allora si riunisce in questi club, ti capisci? Che se mai sto pescatore finalmente dopo tanti anni si è arrivato a ciappare un pesce, sarà stato lungo un 40 centimetri, la prima volta in vita sua, oh che bel che c'è! Lo ha messo, allora ha queste specie di sacche qua, no? Lo metti dentro, sto pesce neanche non stava, sta tutto piegato dentro. Finalmente lo tieni là tutto contento, non vedi l'ora di andare a farlo vedere a quegli altri. Guarda che pesce che ho ciappato, corri al club, lo tira fuori, guarda cosa che ho ciappata! Tira fuori sto pesce e gli era rimasto tutto anchilosato, dopo 2 ore, e si è rimasto tutto piegato così, ti capisci? Guarda cosa che gocciapà! Uno lo guarda, sto pesce a ferro del cavallo, e ha detto, oh poi, dove te lo gocciapà? La curva del fiume, e ha detto che sei rimasto così. Quindi, ma andando avanti, sempre, a proposito ad esempio, non so, di pescatori e cacciatori, mi viene in mente una storiellina così, forse qualcuno magari si scandalizza, speriamo che voi tirano le mani la maledizione, questo è il Matola, e che ha fatto il Papocchio, no? Ha fatto il film Il Papocchio, appena che ha finito patapà, il fulmine si è morto, capisci? Arriva i fulmini dall'altro. E questa appunto è una storiellina di caccia, perché io era un prete di Cavarzere, abituato ad andare a caccia. Cavarzere, vicino a Venezia, era un bel pretone di quei grossi, rubizzi, proprio. Già la caccia non la è tanto cristiana, ma queste volte gente abituata in campagna. E che manda il pretino giovane vicino di lui, capisci? Pretino giovane, lui che fa, allora prima roba ti devi imparare ad andare a caccia. Se pare di sami andare a caccia, non voglio semmai le bestioline, mi sono una persona cristiana, non vuole dire, ditevi in caccia con me, ti darà quelli veramente dei uomini, mica dei femmine, là te impari bene, va bene, non la vignerò con lei, ma mi non sparo niente, mi stavo a guardare, ecco, ti guarda, ti vedrà che bello. Infatti il giorno dopo, i batte di sto pretone con sto fucile che cammina, il fagian, eccolo,
ecco il pagiano, pim, pum, cazzo non ho sbagliato. Quell'altro subito, pare, ma che ha detto una parolazza e se vergogna, ma che ha sentito, a me perdona, ma che ha visto un paesano un docchi e meso, svolare così, mi che tirano ciapo, sono una vergogna, va ancora avanti, levalo, eccolo, è il gevolo, pim, pim, cazzo non ho sbagliato, ma pare, se vergogna, ma lei sa che ha detto un'altra volta parolazza, andrà all'inferno, lei si dice così, a me perdona, guarda, la passione proprio di sta caccia maledetta. Mi ho visto scappare sto levero, un 5 kg, mi ho sparato, mi cacciapà, ma vedrà che, guarda, non dico più parole, mi mordo la lingua, non dico più, guarda che Gesù mi fulmina, stago attento, non lo dico più. Passa ancora avanti, oh, le quaie, ora c'è il gruppo delle quaie, pum, 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 cazzo che ho sbagliato! In quel momento si vede dal cielo che si squarcia, trac, un fulmine, e il pretino giovane incenerito. S'apre una nuvoletta, si sente una voce dall'alto e la fa cazzo, ho sbagliato anche a me. Ecco là, quelli, le robe dei cacciatori, vabbè. Comunque, andiamo avanti con i nostri mestieri.